Ci siamo posti come maggioranza l'obiettivo di arrivare a dare un primo, seppur timido, segnale di riduzione della pressione fiscale, per cui nel 2020 avremo una riduzione di 1 punto percentuale sul primo scaglione dell'IRPEF. È un bilancio col segno positivo quello che l'amministrazione Perenzin porterà entro fine anno all'attenzione del Consiglio Comunale di Feltre. Cala la pressione fiscale, in attivo la cassa, in diminuzione il tempo medio di pagamento delle fatture da 30 a 23 giorni. Il 2019 è stato il primo anno intero di impegno per gli interventi riservati al post Vaia, la tempesta che a Feltre ha causato danni stimati in oltre 7 milioni di euro solo al patrimonio pubblico. I danni della tempesta Vaia per il patrimonio pubblico del comune di Feltre ammontano a circa 7 milioni di euro. Nel 2019 siamo riusciti a fare lavori di ripristini per circa 2 milioni di euro, quindi ci siamo portati a circa la metà dei lavori di ripristino che sono necessari. Il 2020 sarà l'anno degli interventi strategici, quelli cioè sui quali l'amministrazione Perenzin lavora dal 2012, primo anno di mandato. Ci sarà una vera e propria piccola rivoluzione in centro storico, perché direi tutti quanti gli edifici principali della città vecchia sono interessati da interventi di valorizzazione e riqualificazione notevoli. Uno per tutti i lavori di completamento del Teatro della Sena, ma poi i musei, poi la biblioteca, insomma ce ne sono veramente tanti. Contestualmente l'attenzione verrà riservata alle piccole manutenzioni del territorio, ragione per la quale il Comune ha stanziato 500.000 euro all'anno per 3 anni nel piano delle opere pubbliche per le asfaltature delle strade comunali ripartite fra centro e frazioni. In crescita il turismo, mentre per il commercio è iniziato un giro di ascolto con le realtà del territorio per condividere un obiettivo comune di rilancio del settore.